E adesso che succede? Che effetti di legge avranno le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Agrigento dal 2009 ad oggi? Sono gli interrogativi che aleggiano su Palazzo dei Giganti all'indomani della decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa che, smentendo se stesso e ribaltando una precedente pronuncia degli stessi giudici amministrativi d'appello, ha stabilito che il piano regolatore generale valido è quello approvato nel 2005. Le lancette dell'orologio della storia agrigentina, dunque, vengono riportate indietro di 10 anni. Una sentenza attesa, quella del CGA, che spazza via anni di scontri e polemiche. Dunque il piano regolatore generale valido su suolo agrigentino non è quello del 2009, poi approvato dalla Regione nel 2012 e presentato in pompa magna dall'assessore regionale al territorio e ambiente dell'epoca, Mario Milone, ma quello precedente, adottato con delibere che vanno dal 2004 al 2006. Alla base della decisione dei giudici amministrativi il fatto che la Regione ha ritardato nell'approvare lo strumento urbanistico che da ieri è in vigore. Il nuovo pronunciamento del CGA, che a inizio d'anno aveva stabilito l'opposto, con un giudizio di merito in cui aveva solo parzialmente cassato il PRG in alcuni punti, arriva in seguito al tentativo del Comune di opporsi ad una sentenza del TAR che vede vincitrice una società, la Gellia SRL, che al villaggio Mosè avrebbe voluto edificare un centro commerciale, cosa fattibile con il PRG precedente. Adesso bisognerà fare i conti, presumibilmente con le concessioni edilizie rilasciate fin qui. La questione dovrà essere esaminata dal Consiglio Comunale e quindi si attendono risvolti. Si tratta della tesi più volte sostenuta e argomentata dall'ex consigliere comunale Michele Mallia e dall'attuale Gerlando Gibilaro.